Open Day oggi all'Istituto Enogastronomico Gallo per dimostrare e far vedere ai tanti alunni che arrivano, ai tanti genitori, quali sono le opportunità che offrite. Oggi è un'altra giornata in cui la nostra scuola si apre al territorio per accogliere i ragazzi della scuola media, le loro famiglie e tutti coloro che vogliono conoscere da vicino l'offerta formativa della nostra scuola nei suoi molteplici indirizzi. È sempre un piacere presentarci per quello che siamo al territorio agrigentino. I nostri laboratori sono aperti proprio perché vogliamo rendere i nostri ospiti, i nostri visitatori, i protagonisti di queste giornate. I laboratori sono il punto forte della nostra scuola, sia dell'istituto professionale di indirizzo enogastronomico, ma anche degli istituti tecnici, perché questi indirizzi coniugano in maniera sapiente la parte teorica dell'acquisizione delle conoscenze con la parte laboratoriale di acquisizione di competenze sul campo. E oggi vogliamo proprio che le persone che che ci vengono a trovare possano sperimentare le varie attività laboratoriali, mettersi in gioco. Questo è lo scopo in fondo della scuola, creare persone competenti che acquisiscono quelle giuste abilità per inserirsi al termine del percorso scolastico nel mondo del lavoro e delle professioni o continuare gli studi universitari, in quanto sia gli indirizzi professionali che tecnici offrono proprio questa opportunità. Diciamo che lo scopo della nostra scuola è che cerca di mantenersi sempre al passo con i tempi, anche grazie all'arricchimento sia strumentale che didattico dovuto all'utilizzo dei progetti del PNRR, e rendersi sempre più rispondente ai bisogni dell'utenza, ai bisogni del mondo del lavoro. Questo senza perdere mai di vista l'attenzione per il ragazzo, l'attenzione per ogni singolo allievo che noi accogliamo all'inizio del percorso della secondaria superiore, e per poi affidarlo alla società o proseguo degli studi con un metodo, con una competenza che gli permetta veramente di fare delle scelte consapevoli e di affrontare con una grande autostima, perché questo è importante, quello che sarà il suo mondo professionale. E dal prossimo anno offriremo anche al territorio e quindi anche ai nostri alunni la possibilità di completare il percorso della scuola secondaria di secondo grado, sia professionale che tecnico, con la frequenza dell'ITS Academy, che grazie a una convenzione con la fondazione ITS Sicani attiveremo qui in istituto al Gallo con il percorso Experience Manager della filiera agroalimentare. Questo perché? Perché noi del Gallo abbiamo questa visione della formazione professionale completa che non lascia i ragazzi dopo il diploma, ma se loro lo desiderano può anche guidarli nell'acquisizione di la frequenza di un percorso altamente specializzante come l'ITS Academy, che lo porti a diventare veramente uno specialista a tutela del patrimonio materiale e immateriale del nostro territorio, perché acquisirebbe delle competenze dal punto di vista della programmazione, della gestione, delle attività della filiera agroalimentare, che sicuramente rappresentano un valore aggiunto altamente richiesto dal mondo del lavoro, specialmente in un territorio come la nostra provincia, come il nostro di Agrigento, il nostro territorio siciliano, che è veramente a vocazione turistica e quindi deve assolutamente puntare sui giovani per mantenere e anzi rivalutare sempre di più le ricchezze che dal punto di vista climatico, ambientale, anche gastronomico, tanto per collegarci a uno di quelli che sono gli obiettivi anche della nostra scuola, può fare veramente la differenza. E allora che dire, certo le giornate di Open Day sono importanti, però noi come scuola siamo a disposizione di tutti coloro che vogliono saperne di più
vogliono essere anche guidati nella presentazione della domanda di iscrizione, per far sì che ogni singolo ragazzo si senta già accolto ancora prima di essere un nostro alunno. Ricordiamo l'appuntamento del prossimo Open Day. Il prossimo Open Day sarà sempre nella mattinata e nel pomeriggio del 1° febbraio, sabato 1° febbraio, e anche in quell'occasione presenteremo qualcosa di diverso e di nuovo per chi volesse venirci a trovare.